Qual è il segreto dello sfincione palermitano originale? Guarda il video fino alla fine. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presenterò una video ricetta con giovate a nuda banna. Assolutamente. Non ho la più pallida idea del motivo, oggi proverò a presentarvela. Sto parlando dello sfincione di San Vito. Ma so che è lo sfincione di San Vito? Non è San Vito paese. San Vito era un convento dietro il Teatro Massimo, oggi è una caserma dei Carabinieri. E le monache di questo convento nel 1700 inventarono sta piatta, che viene chiamata al femminile appunto perché ha lavorato praticamente il nonno, si può pure così dire, dello sfincione rosso palermitano che conosciamo oggi, o quello bianco bagherese. È giusto rendere onore a un piatto meraviglioso che ha dato appunto i natali allo sfincione moderno. Bando alle ciance e non dobbiamo fare altro che tuffarci all'interno. Allora, eccoci qua, proviamo a fare questo meraviglioso classico della cucina palermitana del Settecento. Andiamo a fare per primissima cosa la pasta sfincione. La pasta sfincione, bene o male, è come tutte le altre, per cui verrà questa focaccia molto alta e soffice. Spiegava il professore Basile che tutto ciò è dovuto al fatto che intorno al Settecento praticamente ragazzi in generale, per cui erano tutte sgangolate e c'era questa sgangolati significa senza denti, c'era questa grandissima esigenza di dover mangiare cose morbide. Trovate la lista degli ingredienti giù in descrizione. La pasta a noi occorre della farina di grano duro che andiamo a mettere in planetaria, poi dello strutto, perché allora non è che c'era l'olio di oliva, o quantomeno l'olio di oliva c'era, ma era veramente soltanto per una fascia altissima della popolazione, dell'acqua classica, naturale, con del lievito di birra sciolto all'interno, pizzico di sale e facciamo una bella impaisata. Pianatoia leggermente infarinata e facciamo un paio di pieghe, niente di complicato. Una piccola pirlatura. Ok, fatte un paio di pirlature, cestello, mettiamo magari un filo d'olio sul fondo, giusto per non farlo proprio attaccare, e trasferiamo l'impasto. Lo copriamo e lo facciamo raddoppiare. La base di questa farcitura sono le interiora di pollo, per cui come vedete non c'entra nulla con lo sfincione moderno. Le interiora di pollo oggigiorno sono veramente difficili da trovare, per cui se riuscite a trovare i fegatini, le creste, le lingue, i polmoni, i durelli, usate tutto quello che potete prendere dalle interiora del pollo perché vanno tutte cose benissimo. Se non trovate tutti gli ingredienti, prendete quello che trovate, non è un grandissimo problema. Li andremo a tagliare. Nel frattempo che mi taglio le interiora, vi dico qual è l'altro ingrediente fondamentale per questo piatto. Sto parlando della besciamella. Ebbene sì, non storcete il naso perché questo piatto, un spincione nasce con la besciamella. La besciamella la portano in Sicilia i Monsù, che erano i cuochi di corte, perché preparato per le famiglie nobiliari dell'epoca e usavano mangiarlo solitamente la notte di San Silvestro, appunto per Capodanno. Molti mi si chiederanno ma perché poi è stato sostituito con lo sfincione moderno? Perché nel Settecento il pomodoro non c'era nell'isola, è stato portato in un secondo momento. Per cui il momento in cui poi è entrato a far parte il pomodoro nelle nostre, come dire, dispense, era comunque un ingrediente molto, ma molto più economico rispetto a quelli che sto usando adesso. Oggi può sembrare una follia, ma era veramente così. Motivo per cui poi lo sfincione, quello che conoscete oggi, quello rosso palermitano, è diventato un piatto nazionale popolare. Salsa di pomodoro che praticamente tateravano facce. Prima di cuocere le nostre frattaglie di pollo, prepariamo la besciamella perché dobbiamo avere il tempo che poi si raffreddi. Latte che bolle e inseriamo il nostro roux. Facciamo addensare la besciamella, deve avere una densità media, quindi non deve essere né dura né troppo morbida. Sale e facciamo addensare. Questa è la densità, vedete? Togliete dal fuoco e fate raffreddare. Come andrò a cuocere le nostre frattaglie? Allora, la tradizione prevedeva che tutto ciò doveva essere cotto con un grasso e a quel tempo l'unico grasso economico e disponibile era comunque lo strutto. Ora io oggi non userò lo strutto perché sinceramente il frutto nell'impasto, il frutto non è più abituato a tutto questo grasso animale, per cui mi perdonerà con lo storico di turno, ma userò un classico olio extravergine di oliva. Padella in ferro, se non avete padella in ferro va bene anche un antiaderente, soffritto di cipolle, andremo a salare le nostre frattaglie. E se questa ricetta ti sta appassionando, invito a mettere un like e a condividere il video, dai così un bel supporto al canale. E adesso andiamo alla cottura. Facciamo rosolare per bene la cipolla e una volta abbiamo le frattaglie. Fuoco vivace. Rosolate. Prima sfumiamo con un po' di aceto. Chi sfumi con l'aceto? Semplicemente perché a quei tempi il vino era veramente per pochi. Per cui l'aceto è perfetto, perché serve appunto ad alleggerire l'intenso sapore delle nostre frattaglie.
Una volta evaporato, inserire gli aromi, foglie di alloro, un po' di rosmarino, un po' di semi di finocchio lessati precedentemente. Facciamo andare un paio di minuti e togliamo dal fuoco. La pasta lievitata la mettiamo su un piano con un po' di farina sotto e partendo dai bordi la andiamo ad allargare, quindi non dal centro verso l'esterno, ma dall'esterno verso l'interno. Data questa prima forma, prendete una teglia, la oleate per bene e andate a distendere sopra la pasta. E finiamo di allargarla. Mettiamola in un forno spento e facciamola lievitare almeno una mezz'oretta. E se sei qua per la prima volta, non dimenticare di iscriverti al canale e ovviamente al mio più caloroso benvenuto. E se qualcuno di voi conosce qualche variante di questa ricetta o ha qualche curiosità da sottopormi, ovviamente invitate a scriverlo tra i commenti. Ed eccoci qua, la pasta lievitata. Adesso andremo a disporre sopra, in maniera delicata, delle fettine di caciocavallo fresco, in maniera ovviamente omogenea, cercando di coprire il più possibile tutti gli spazi. Mettere in un contenitore, in una frattaglie, e poi qualche cucchiaiata di besciamella. Li mischio e li andrò a mettere sopra, ma adesso vi faccio vedere come. Un po' di besciamella sopra. Eccolo qua, guardate che bello. Adesso, forno preriscaldato, 180 gradi e lo mettiamo dentro per una ventina di minuti, 25 minuti. Andiamo controllando. Appena è praticamente quasi cotto, che mancano pochissimi minuti a completare la cottura, lo cacciate fuori e non ve lo dico, dovete restare qua perché questo è il tocco finale che renderà questo sfincione di San Vito meraviglioso. Ci vediamo tra un po'. Eccolo, guardate che bello, alto, perché vi ricordo con lo spincione sotto i 2 centimetri, è pezzetta, non è spincione. Da questa operazione, quindi siamo a 3/4 di cottura, la andiamo a definire con pan grattato sopra, che noi chiamiamo muddica, di pane rimacinato, un po' di granella di mandorla. Ed eccolo qua, io personalmente mi prendo una licenza poetica. Tocchettini di caciocavallo sopra, piccolini, messi un po' così in ordine sparso. Un filo d'olio sopra e riportiamoli in forno. Dobbiamo far sì che qua si formi una bella crosticina. Eccolo qua, guardate qua, ma quanto è bello questo spincione di Monaca di San Vito, un spincione di San Vito. È meraviglioso. E il profumo che emana è qualcosa di indescrivibile.